Il Veneto è in zona arancione, ma i dati sono da zona gialla. E questo potrebbe essere importantissimo se e quando si arriverà ad un allentamento delle restrizioni. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Voi sapete che siamo ancora a settimana di zona arancione, nel senso che per i dati che abbiamo avuto, noi avremo oggi dei dati da zona gialla. Se avessimo la vecchia classificazione in corso, saremmo zona gialla. È pur vero che abbiamo ancora infezione, perché quando abbiamo ancora 70-80 ricoveri al giorno, vuol dire che il virus sta circolando. Allentamenti che potrebbero arrivare in tempi molto rapidi. Io penso che verosimilmente a maggio o a fine aprile, se poi il governo deciderà questo, si comincerà ad allentare. Tanti dicono, ma anche nel gruppo di lavoro, il tema degli spazi aperti da privilegiare, eccetera. Ma comunque sarà un lento, graduale allentamento. Guardate, questa fase l'abbiamo vissuta l'anno scorso, è inutile facciamo finta di non conoscerla. Cioè, on-off non esiste. E sulla possibilità di creare isole Covid-free, ovvero località a rischio zero per salvare il turismo, ecco la risposta di Zaia. Mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid-free. Isole Covid-free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati, punto.